Eder. Mech. Pallister. Sul luogo del ritrovamento del corpo di Liliana Resinovic era tutto troppo in ordine. Un dettaglio che continua a suscitare perplessità tra i consulenti della famiglia. In particolare il medico legale Stefano Del Rico, consulente dell'associazione Penelope, che assiste i familiari della donna uccisa. Del Rico ha più volte evidenziato come la gestione della scena del crimine e le condizioni del cadavere al momento del ritrovamento sollevino interrogativi ancora irrisolti. Liliana Resinovic, 63 anni, era scomparsa il 14 dicembre 2021 e il suo corpo è stato rinvenuto solo 3 settimane dopo, il 5 gennaio 2022. Nei giardini dell'ex ospedale psichiatrico di Trieste. Secondo la nuova perizia disposta dalla procura, la donna sarebbe morta per soffocamento a causa di un'azione esterna, escludendo l'ipotesi di suicidio e confermando quindi la tesi sostenuta dai familiari fin dall'inizio. Tuttavia, se la superperizia ha fatto chiarezza sulle cause della morte, permangono dubbi sulla dinamica del delitto e sulla gestione della scena del crimine. Del Rico, che già in passato avevo sottoscritto una consulenza medico-legale a sostegno dell'opposizione della famiglia all'archiviazione del caso, continua a ritenere che vi siano elementi incongruenti nel ritrovamento del cadavere. In un'intervista rilasciata al quotidiano Il Piccolo, il medico legale ha sottolineato come il corpo, nonostante fosse rimasto all'aperto per settimane, si trovasse in uno stato di conservazione troppo buono rispetto alle condizioni ambientali. Questo porta a ipotizzare che il cadavere possa essere stato conservato in un altro luogo, a temperature più basse, prima di essere collocato nel punto del ritrovamento. Secondo la perizia realizzata dalla dottoressa Cristina Cattaneo, tuttavia, non vi sarebbero elementi per sostenere un'ipotesi del genere. Gli esperti incaricati dalla procura ritengono che le rigide temperature registrate a Trieste nel periodo della scomparsa, con una massima di 1,6 gradi, abbiano consentito la naturale conservazione del corpo senza la necessità di un congelamento artificiale o di un trasferimento in un altro luogo. Ma per Del Rico restano ancora troppe incongruenze, non solo riguardo al cadavere ma anche alla gestione della scena del crimine e alla conservazione del corpo dopo il ritrovamento. Il medico legale ha evidenziato come, fino all'8 gennaio, giorno in cui è stata effettuata l'attacco sul cadavere, il corpo di Liliana Resinovic non sia stato collocato in una cella frigorifera con temperature comprese tra 0 e 4 gradi, come previsto dalle procedure standard, ma sia stato conservato in una camera fredda con una temperatura di circa 12 gradi. Questa condizione avrebbe accelerato il decorso dei fenomeni post-mortali, complicando ulteriormente le analisi medico-legali. Le dichiarazioni di Del Rico sembrano quindi andare in contrasto con le conclusioni ufficiali della superperizia, lasciando aperti interrogativi sul caso. La famiglia della donna, assistita dall'associazione Penelope, continua a chiedere chiarezza su tutti gli aspetti della vicenda, convinta che vi siano ancora elementi oscuri che necessitano di un ulteriore approfondimento investigativo. Quando è morta Liliana? 8:30 di quella mattina stessa, se è uscita da casa. Potrebbe non essere uscita da casa. Le uvette che le sono state trovate nello stomaco erano ancora intatte, vuol dire che è morta prestissimo. La donna del video deve essere ancora scoperto se è lei o no. La sua cella del telefono lo riprende a casa alle 8:20, 8:24.
di mattina, non è stato voluto guardare. Tu dov'eri quella mattina? A casa mia, che l'aspettavo. Il mio telefono e la mia macchina sono la mia prova. Sei stato fuori dalla Wind per 3 minuti quella mattina, ma lei lì non è andata. Non è entrata mai in quel negozio. Non era da lei fare tardi senza avvertire. 3 ore era un'enormità per me. L'alibi di Sebastiano è pieno di buchi. Lui 3 giorni dopo andava in giro a sbandierare. Io per quel giorno un alibi perfetto. Che cavolo ti serve un alibi che tua moglie è appena scomparsa? Lui lo dice che affila i coltelli, ma il suo cellulare non prende per combinazione. Ecco, vuol dire che non è là. Lui dice di esserci, ma probabilmente non c'è. L'alibi di Sebastiano deve essere rivisto, come quello di tutti noi. Oggi l'unica verità vera che c'è è che c'è un assassino in libertà. Giallo di Arce, processo Mottola. La Corte di Cassazione ha annullato la sentenza di assoluzione per Mottola e ha rinviato il processo a un'altra Corte, quindi ora aspettiamo le motivazioni di questo rinvio, cosa indicherà la Corte, su quali elementi dovremo affrontare questo nuovo processo, e sicuramente sia gli avvocati difensori De Mottola, quindi l'avvocato Francesco Maria Germani, Mauro Marsella, Pier Giorgio Di Giuseppe ed Enrico Meta faranno un ottimo lavoro, unitamente a noi del CESCLIN, al sottoscritto, al dottor Enrico Deli Compagni. Signori, fate un passo. La sua voce scivola con sussurro, sua verità così pura e chiara. In un abbraccio che tutto travolge, la profondità che mai si ferma. Fra nuvole dei suoi inganni, la sua verità. Più la verità in coro, con la gloria dell'arte. Il tempo si ferma, una danza antica, in ogni nota c'è un segreto forte, la voce del suo canto. In questa melodia anima unite, risponde di storie che paire ma la sua verità in coira con l'arte. Oh, un'eterna melodia, oh, di potere memoria, oh, in ogni battito vive la sua essenza civile, la sua in con la gloria dell'arte. La tua vita fino a ieri il cielo era blu, la notte scendeva, poi tornava su, le onde del mare seguivano il vento, tutto aveva un senso, tutto era vero. Fino a ieri il fuoco scaritava, il ghiaccio era freddo, la pioggia bagnava, le ombre cadevano dietro le luci, senza contorni, sfocati e finti, ma oggi è diverso, il mondo è cambiato, il ghiaccio brucia, il sole è gelato, ciò che sapevamo non vale più, ora c'è solo la sua verità qua giù.
you. La sua verità! Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.